Come riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Luis Suárez, attaccante del Barcellona, sta per lasciare la Spagna e il club blaugrana starebbe già cercando qualcuno per sostituirlo. A confermarlo è lo stesso Suárez, che durante un'intervista a Ovación ha dichiarato: «Non è strano che il club stia cercando un altro numero 9, è la realtà del calcio». Il team manager della società iberica Erika Vidal ha già una lista dei possibili sostituti, tra i quali figurano i nomi di Lautaro Martinez dell'Inter, Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain e sempre dal PSG Mauro Icardi. Francesca Costa, madre del centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, da qualche tempo sembra essere l'oggetto di cori offensivi di alcuni tifosi, che si divertono ad insultare lei e il figlio che gioca in campo. A riguardo, mamma Zaniolo si è sfogata a Radio Capital. Gli insulti sessisti li vedo nella stessa misura dei cori razzisti e di quelli territoriali, ha affermato la Costa, che ha poi parlato anche delle offese che riceve tramite social. Sono soprattutto uomini adulti quelli che stanno allo stadio, ma chi mi scrive ha 14-15 anni e questi adolescenti mi scrivono le cose peggiori. Francesca ha poi concluso: «Sono una mamma e mi preoccupa che un tale atteggiamento potrà essere usato da loro in futuro contro la fidanzata o contro la moglie, o qualsiasi personaggio femminile con cui avranno a che fare da grandi». A pochi giorni dal GP del Brasile, il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, confessa le proprie speranze e i propri progetti durante un'intervista al Jornal Nacional di Rete Globo. «Mi godo il presente e di sicuro non mi ritirerò a breve. Sono già in cerca di nuovi titoli e il 7° vorrei vincerlo nel 2020. Odio perdere, anche se non così tanto come quando ero più giovane», ha affermato il 6 volte campione del mondo, che ha poi parlato delle sue aspettative per il futuro, confessando di aspettare con ansia il 2021, anno in cui verranno applicate le nuove regole che prevedono alcune modifiche aerodinamiche, cambiamenti che, secondo Hamilton, dovrebbero assicurare molta più competitività fra i vari team. Berrettini entra nella storia e, superando TM, diventa il primo italiano a vincere un match alle ATP Finals. Federer invece batte Djokovic e accede alle semifinali eliminando il serbo. Questo è l'esito delle gare di giovedì che chiudono il gruppo A. Lo spareggio premia lo svizzero che vince 6-4-6-3. In virtù di questo risultato, Rafa Nadal ha la certezza di chiudere l'anno da numero 1 al mondo, ma oggi lo spagnolo dovrà cercare un posto in semifinale nel match contro il già qualificato Tsitsipas.